Un corteo acqueo su gondole e barche a remi tipicamente veneziane, così il Venezia Football Club è stato portato in trionfo sul Canal Grande per festeggiare la promozione in Serie A. Immagini bellissime di oggi pomeriggio, quelle che vediamo che sono già storia. È stato un momento emozionante che secondo me nessuno di noi si aspettava, anche quelli che hanno vissuto le precedenti promozioni in Serie A non credo che abbiano avuto un momento così particolare e speciale come il corteo sul Canal Grande e passare sotto il ponte di Rialto. È stato bellissimo, è stato un vero momento di orgoglio veneziano e poi vedere Bocalon che proprio si vede che sente la città come la sentiamo noi. Partenza del corteo acqueo da Piazzale Roma, passaggio emozionante sotto il ponte di Rialto, arrivo trionfale a San Marco, tifosi in festa ad applaudire la squadra sui ponti e lungo le rive. C'erano tutti, giocatori, presidente, allenatore, staff tecnico e dirigenziale. Dopo il corteo acqueo, il Venezia Football Club ha raggiunto il Tagliercio per festeggiare con l'altra metà della città. E le sue impressioni per il campionato? Per il campionato l'abbiamo vissuto proprio ogni momento di sofferenza, lo abbiamo vissuto insieme con il gruppo Alta Marea, è stata una passione, non abbiamo mollato mai e quando abbiamo iniziato a crederci è stato ancora più bello.